Chiuse le indagini della maxi inchiesta sui borseggiatori e ora per 25 dei 35 indagati si profila la richiesta di rinvio a giudizio. In carcere al momento ci sono una donna in Ungheria, un uomo e una donna in Croazia, una 24enne mamma di 3 figli al 6° mese di gravidanza alla Giudecca e per altri 4 è stato notificato il divieto di dimora. Molti degli altri indagati sono invece irreperibili. A innescare la maxi inchiesta era stata un'indagine con intercettazioni del nucleo investigativo dei Carabinieri che ha ricostruito il quadro dei borseggi tentati e non tra il 2023 e il 2024. In tutto gli episodi contestati sono 62, le parti offese individuate 39, soprattutto turisti ma anche veneziani, come più volte denunciato dal gruppo Veneziani e cittadini non distratti. Tra le accuse si scopre che nei confronti dell'ormai nota Shakira ci sono oltre 60 capi di imputazione solo a Venezia. Si parla di Shakira, quindi si parla del clan di Shakira, delle storiche che qui per anni hanno rubato e usato violenza contro turisti e cittadini. Ci auspichiamo che inchieste come queste siano in atto in altre procure, perché questo è un duro colpo verso questo clan che operava non solo a Venezia, ma anche a Milano e in altre città del nord. Nei confronti di una giovane e di una minore di 14 anni, secondo l'accusa, Shakira usava violenza per costringerle a commettere furti. Contestati poi i colpi mancati, come quello nei confronti di un turista indiano sul ponte di Rialto sventato dalla polizia locale, o quello andato a monte a danno di una turista tedesca grazie all'intervento di Monica Poli. Tra le parti offese anche le multinazionali Louis Vuitton e Nike, bersagliata in più episodi all'outlet di Noventa di Piave. La procura ha depositato tutte le intercettazioni effettuate.